Ho ascoltato questo dibattito e ovviamente non è la prima volta, anche se sono consigliere regionale solo dal 2013, che sento varie posizioni. Io sinceramente non ho ancora capito dal dibattito in aula se noi stiamo discutendo quella che a quanto pare sarà la bocciatura della proposta di legge in questione, perché è stata presentata adesso, perché è stata presentata da un futuro forse candidato sindaco, perché è stata presentata dalla minoranza piuttosto che dalla maggioranza, o se c'è un problema effettivo che la maggioranza vuole, o meglio, non vuole la doppia preferenza di genere. Perché io le dico questo perché non più tardi di 15 giorni fa ho letto, come tanti, i giornali e ho letto appunto anche qualcuno che diceva che è ancora lento e faticoso il processo di piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita pubblica, come hanno dimostrato anche alcune scelte dei partiti al momento della composizione del governo Draghi. Si va avanti nel comunicato stampa e si dice anche il Friuli Venezia Giulia adotterà la doppia preferenza di genere nell'elezione del Consiglio. Ricorda Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale. Allora, Presidente, scusi, sì, complimenti per l'uscita, però credo che ci sia un problema non solo con la maggioranza ma anche col suo partito, perché a quanto ho capito il capogruppo Nicoli fra poco ci dirà che voterà contro l'introduzione della doppia preferenza di genere. Allora, il problema è capire effettivamente se noi stiamo discutendo della opportunità, della Moretti. necessità, della volontà anche della maggioranza di fare questo passaggio, o se stiamo discutendo del fatto che c'è stata una forzatura da parte di un consigliere, il Consiglio regionale di nuovo gli chiede di rinviarla in commissione attendendo che, come abbiamo sentito anche dalla consigliera Spagnolo, sia il presidente Fedriga a fare una sua proposta, anche se effettivamente il presidente Fedriga in quest'Aula ha detto un'altra cosa. Ha detto che lui si prendeva l'impegno affinché lui proponeva al Consiglio e quindi alla sua maggioranza di fare una proposta in tal senso, non che la presentava lui, e lui avrebbe fatto il suo ruolo come consigliere regionale. Quindi è un attimino diverso da dire aspettiamo la giunta che faccia la proposta, anche perché le leggi, soprattutto quantomeno sull'elezione del Consiglio regionale, credo che spettino al Consiglio regionale di farle. Poi, se deve essere un unico consigliere, che in questo caso è anche presidente della regione, a dover fare quel tipo di proposta, va bene, chiunque può farlo, presenterà lui e firmerà lui questa proposta di legge e la teniamo tutti, ma io volevo capire se è un problema temporale o se effettivamente da quello che si è detto in quest'Aula, in queste 2 ore di dibattito, quello che è, c'è un problema, tra virgolette, politico di uno che può essere anche contrario alla doppia preferenza di genere e quindi non la vuole nella prossima elezione del Consiglio regionale. Però, come detto, questo andava contro anche a quelle che sono state le sue dichiarazioni, perché se lei va sulla stampa e anche al tavolo delle politiche di genere di ANCI e FVG, dove ci sono tutte insomma, è rappresentate anche le assessore alle pari opportunità dei vari comuni e apprendono una bella notizia che è quella che il Consiglio regionale avrà finalmente la doppia preferenza di genere e quindi sottolineano questa cosa, è evidente che fuori qualcuno si aspetta che noi oggi votiamo sì alla proposta del Partito Democratico, del consigliere Russo, ma ovviamente non solo. Perché, chiaro, se qualcuno gli dice lo faremo, allora lo facciamo. Poi, tornando anche, e proprio perché si cita sempre quello che è successo nel 2017, dove io ero anche qui, basterebbe poi ovviamente vedersi le carte, non solo leggersi i resoconti di quanto ci ha detto il Presidente in quest'Aula, ma anche la discussione che c'è stata nel 2017. Anche noi, ovviamente, come Movimento 5 Stelle abbiamo detto sì, preferenze, c'è sempre dibattito, inserirle, non inserirle. Noi avevamo 5 consiglieri eletti la scorsa legislatura, 3 erano donne.
Noi su tutte le percentuali che avete detto finora, tra il 2013 e il 2018 eravamo un caso quasi eccezionale in tutta la politica italiana, perché 3 su 5 erano espressione del genere femminile, ovviamente senza doppie preferenze, senza quello che volete. Passata la legislatura siamo tornati a 1 su 4, quindi probabilmente qualcosa, diciamo, non sempre va per il verso giusto. Però è chiaro che anche la discussione che c'era nel 2017, la stessa consigliera Zilli, che era relatrice di minoranza, in quel caso della proposta di legge, ricordava che sulla doppia preferenza c'era un'intesa trasversale. Poi quella legge è stata bocciata, ho già finito, sì, scusi, quella legge è stata bocciata per altri motivi. E quella legge ovviamente non ha trovato diciamo, i voti all'interno della stessa maggioranza che sosteneva la giunta Serracchiani, perché sennò passava. Ma per altri motivi possiamo dirlo. Ma uno dei motivi è che dentro c'aveva 4-5 cose che ovviamente ogni forza politica diceva questo mi va bene, questo non mi va bene, questo mi va male. Oggi abbiamo la possibilità di prendere posizione su un unico argomento, senza alibi, senza dire ok, perché lì dentro c'erano la possibilità dei sindaci di ricandidarsi, c'è sempre la discussione sul terzo candidato presidente, se entra o non entra. Ci sono 1000 cose che si possono discutere su una legge elettorale ed è forse il motivo che iniziamo anche a discutere della legge elettorale della regione Friuli Venezia Giulia. E allora io sinceramente, come ho detto, in questo caso, come ha già anche anticipato il consigliere Capozzella prima, mio collega, noi ovviamente voteremo sì all'introduzione di questa doppia preferenza. Aggiungo l'ultima cosa, Presidente, che è un aspetto secondo me non banale, quando si cerca di capire se la doppia preferenza ha effettivamente aiutato ad avere un numero maggiore anche di consiglieri nei comuni, chiedetevi quanti sono gli elettori che sanno che possono esprimere una doppia preferenza e chiedetevi anche quanti sono gli elettori che per i comuni possono votare due diciamo, candidati. Per le regioni, uno qui, se era diciamo, ad abitare in Veneto, ne poteva votare 2. Per le elezioni europee noi avevamo la possibilità di scegliere 3 candidati, di cui 2 ovviamente potevano essere di un genere e uno di un altro. E lì ovviamente vedete le statistiche anche di quante persone o di quante candidate italiane sono state elette nel Parlamento italiano, siamo al 40%. Allora forse un aiutino, se vogliamo effettivamente arrivare a quello che diceva lei, alla partecipazione delle donne in politica, lo possiamo ottenere anche con questo strumento. Altrimenti diteci qual è la vostra proposta. Perché giustamente, come diceva il consigliere Sciauri, se la vostra proposta è su 11 posti disponibili, 3 li lascio alle donne, e allora siamo perfettamente in media, non serve assolutamente nulla. Grazie. Grazie Presidente. Grazie consigliere Sergo.